Portis per me rappresenta un esempio di come si formi un insediamento grazie alle caratteristiche del luogo e soprattutto pensando a come gli uomini possono utilizzarle, volgerle a loro favore. Portis si trova sulla sinistra del tagliamento, pressoché alla confluenza con il Fella, quindi in un punto di snodo dei percorsi che vanno verso il nord, ed è posizionata in una maniera particolare perché è piuttosto alta sul fiume, l'area diciamo dell'abitato, però non rifiuta il rapporto con il fiume, anzi essendo diciamo in una posizione particolarmente favorevole, lo utilizza per farne un porto fluviale, un porto di carico, scarico di merci e soprattutto di sosta delle zattere che portano il legname verso valle. Il territorio di Portis comprende anche delle aree agricole relativamente modeste, però è anche importante rendersi conto che la scelta del luogo è determinata dalla presenza di resorgive a monte e a valle dell'abitato, che sono una risorsa indispensabile per le abitazioni. C'è una certa diciamo, attività anche agropastorale legata alla presenza di stavoli a mezza costa e della malga diciamo, di Tugliezzo. Però per conto mio, da quello che ci dice l'urbanistica del luogo, l'attività fondamentale è l'attività diciamo, di utilizzazione, di sfruttamento e di controllo del traffico lungo la strada, che determina la forma allungata del luogo, e la presenza del porto, dell'attività portuale. Gli estremi di questo abitato sono segnati dalla chiesa di San Rocco che abbiamo qui davanti e dalla chiesa di Santa Lucia che è posta invece a valle e indicano l'inizio e la fine dell'ansa del tagliamento, proprio l'ansa quella che fa svolgere una rotazione, una variazione di direzione al fiume e quindi diciamo delimita l'area portuale. C'è un'ultima cosa che vorrei far notare di Portis, la sua posizione rispetto alle montagne circostanti. Portis si apre verso sud e in maniera quasi improvvisa e impensabile verso ovest, perché da una certa altezza del pendio e dall'abitato stesso si apre la valle del Tagliamento che offre una prospettiva diciamo molto profonda e molto lontana. Quindi questo punto di vista diciamo, caratterizza sotto l'aspetto paesaggistico la dislocazione dell'abitato. Quanto diceva l'architetto Sormani è confermato anche dai fatti che si rilevano dagli studi locali ancora non editi, ma che si stanno via via formando man mano che le ricerche proseguono. Portis è il porto. Quando non c'era la ferrovia, molti materiali venivano fluitati tramite il fiume. Legname, minerale ferroso, carbone, perché serviva per la lavorazione del ferro. Viceversa, Venzone aveva una caratteristica più che altro commerciale, la mercatura. Invece Portis era la zona artigianale e quindi qui affluivano tutti i materiali adatti per la lavorazione. Lavorazione del legname, carri, ruote, ma anche del ferro, lavorazione anche più minute, più diciamo di valore aggiunto, anche sofisticati. Si ha notizia anche della lavorazione di oro, quindi qualcosa di molto particolare. Il periodo d'oro naturalmente è l'Alto Medioevo e il Rinascimento naturalmente fino al 1492 come con la scoperta dell'America diciamo l'economia globale occidentale è in decadenza e anche Portis segue questo andazzo, questa linea di tendenza. Qui ci sono molte maestranze che lavorano le case, muratori, e troviamo nel XVIII-XIX secolo molti di questi che li troviamo come imprenditori edili, ma anche come lavoratori specializzati
nelle varie ditte che lavorano in Carinzia, in Stiria e persino nella Carniola dopo il terremoto di Lubiana. Una di queste famiglie appunto è anche la famiglia Picco di Portis, o anche gli stessi, la famiglia Bellina, soprannome Bussul, che cominciano come artigiani specializzati. Dopo qualcuno di loro comincia a esporre anche dei quadri, perché avevano una cultura enciclopedica, cioè sapevano fare un po' di tutto, e trovano la loro collocazione, la loro notorietà come pittori, e ancora oggi sono molto valutati, anche se localmente qui noi eravamo perfettamente ignoranti di queste cose. I ponti entrano soltanto verso la fine della Repubblica di Venezia, quando per iniziativa del consorzio della Carnia, cioè dei comuni delle comunità della Carnia, per abbreviare il viaggio, il percorso per arrivare alla Carnia e anche per renderlo più sicuro da quelle disgrazie che avvenivano col passaggio del Fella con le piene, hanno chiesto e hanno finanziato loro questi due ponti. L'attività di Portis, prevalentemente artigianale, era favorita dal porto dove affluivano le zattere con diversi materiali provenienti dalla Val Canale, Canale del Ferro, quindi minerali ferrosi, carbone e anche legname di pregio che arrivava dalla Val Canale. Questa attività artigianale si sviluppava sia nella lavorazione della pietra, quindi scalpellini, e abbiamo anche notizie del Medioevo. Le pietre della costruzione dell'uomo di Venzone vengono da Migigulis, un rigo che viene giù di qua. Abbiamo trovato le pezze giustificative di spesa e abbiamo utilizzato gli stessi pezzi per risarcire i pezzi mancanti dell'uomo adesso. Poi ci sono attività edile, quindi muratori, bravi muratori, che sono fatti onore in giro, e li troviamo anche citati in varie opere di chiese in Friuli. E poi soprattutto lavorazione del ferro, e da cui il cognome Ferrari, che dopo evolve in Ferrario, che è un cognome tipico proprio di Portis. Lavorazione sia a Venzone, ma soprattutto a Portis, perché qui c'era più spazio per poter installare delle officine. Venzone, come dicevo prima, ha carattere più commerciale, è la mercatura, sono le banche, sono gli ebrei, sono tutto quello che circola intorno al potere economico, e qui invece il potere artigianale, e qui si fermavano, facevano le loro lavorazioni e potevano anche sostare senza dover pagare tasse, perché le tasse si pagavano a Venzone, il Niederlech. Altre attività ci sono state, senz'altro, però per il momento io non ho notizie molto, molto confortanti, cioè che mi dicano sì, c'era questa attività e aveva questo sviluppo. Ho trovato anche piccole annotazioni per una lavorazione dell'oro, però sotto forma di artigianato, senz'altro non si parla di zecca o di altre cose, perché non c'erano i presupposti. Alla fine del Settecento cominciano a verificarsi dei fatti che modificano la situazione. Il primo è la costruzione del ponte di legno coperto che unisce la terra, la sponda sinistra alla sponda destra, abbreviando il percorso per Tolmezzo, e quindi aumentando in maniera improvvisa e anche piuttosto consistente i rapporti fra le due sponde del fiume. Questo porta a spostamenti di persone, a emigrazioni di breve raggio e il trapianto di attività anche. All'inizio dell'Ottocento
diciamo, cominciano a modificarsi i rapporti fra le sponde del fiume per effetto della cessazione del ponte. Le guerre napoleoniche portano alla distruzione del ponte, e quindi dopo una stagione molto breve di circa 20 anni nei quali sono stati favoriti i rapporti fra le due sponde. Inizia con l'Ottocento, si inizia, diciamo, a procedere a un aggiornamento delle strade, dei percorsi stradali, perché le esigenze sono diventate molto più pressanti. Non basta più la strada regia, che poi era sostanzialmente una mulattiera o un tratturo con tratti di scavo, diciamo, per il passaggio dei carri, e il regno lombardo-veneto, attraverso il governo veneto, con l'approvazione della regia imperiale autorità di Vienna, procede alla costruzione della strada Pontebana, che è la prima infrastruttura veramente moderna di tutto il territorio. Questo comporta per Portis l'abbandono di alcuni tracciati stradali, l'apertura di nuovi passaggi, la demolizione di case e la creazione di ponti sui due rivi che sono qui a monte, il Misigulis e l'altro che si chiama la Varuzza, che prima erano passati semplicemente a guado perché quasi sempre secchi. La costruzione di questi ponti diventa determinante. Inoltre la strada viene allargata verso Venzone e ci sono delle demolizioni, come ho detto. Sono comprovate da una serie di documenti reperibili all'Archivio di Stato di Venezia, dove ci sono le ricevute dei pagamenti, ci sono le prove di questi avvenimenti. La costruzione della strada non crea problemi grossi. A Venzone porterà alla demolizione delle porte nord e sud, con una perdita di alcuni elementi architettonici molto importanti. Viceversa, per Portis probabilmente diventa un incentivo ulteriore al sfruttamento del traffico, del passaggio. La successiva fase, diciamo, che è molto più importante e molto più significativa, è la costruzione della ferrovia, che avviene alla fine degli anni 70 dell'Ottocento. La ferrovia crea un distacco insuperabile fra l'abitato e il fiume, una vera e propria barriera che quindi separa quella che era la zona viva dal porto, dall'attività portuale. La strada ferrata, inoltre, costringe anche alla modifica della strada Pontebana nel punto dove passava davanti alla chiesa di Santa Lucia. Quindi si assiste alla strana, curiosa situazione della strada che passa dietro l'abside della chiesa, evitandola, perché deve lasciare il passaggio della ferrovia. Questo non è solo una modificazione di aspetto urbanistico, è sostanzialmente la fine dell'attività portuale per Portis, perché il legname non passerà più attraverso il fiume, ma verrà caricato sulla ferrovia e quindi viene a mancare uno dei cespiti e una delle attività caratteristiche proprio. Si sposta in questo modo il centro di attenzione di Portis verso quella che chiamiamo stazione per la Carnia oggi, ovvero Carnia brevemente, ma che all'epoca si chiamava Piani di Portis, perché era la zona pianeggiante superiore a Portis dove si poteva svolgere delle attività di allevamento o delle coltivazioni. Carnia in questo modo comincia a succhiare, a portare via importanza all'abitato di Portis, e molte famiglie originarie si trasferiranno su. L'ultimo avvenimento, diciamo, che interviene nella situazione urbana, per così dire, di Portis è la variante della strada statale, che negli anni 60 evita l'attraversamento del centro, passa a monte e in questo modo però interrompe anche quel passaggio diciamo, e quella relazione che esisteva fra l'abitato e i terrazzamenti messi, diciamo, sul pendio fino all'altezza della chiesa e al cimitero di Portis. Poi ci sono i fatti del terremoto che dischiudono la questione.
Notiamo nella cartografia più antica una discreta rete di strettoie, di sentieri, eccetera, che portano verso la montagna, dove adesso c'è la chiesetta, quella che rimane la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, molto antica. Il toponimo Sorrechistiel, che si trova sopra, la montagna viene chiamata Sorrechistiel, significa che sotto c'era un castello che chiudeva la valle, quindi era a supporto di quello che era il controllo del territorio della terra di Venzone. Abbiamo un castello qui, poi uno era di là del tagliamento che chiudeva la parte destra del tagliamento e si chiamava Montfort, poi abbiamo Sattimbergo o Plovernio qua giù e di là abbiamo Venzone. Ecco, questo era il blocco della valle, il passaggio. Questi sentieri salivano verso questa cosa. Noi abbiamo notizie della chiesa precedente, della chiesetta precedente, che era già presente agli inizi del XIV secolo. Lo sappiamo perché ci sono stati fatti dei lasciti anche a favore di questa chiesa. E poi addirittura il primo pievano di Venzone, 1338 l'inaugurazione del Duomo, ma lui è morto qualche anno dopo ovviamente, era sepolto a Portis, quindi era una comunità abbastanza importante e anche considerata da parte dei venzonesi. Naturalmente questa situazione cambia con l'Ottocento, come dicevamo, effettivamente Portis vede un declino, anche la gente senza lavoro comincia a emigrare, i muratori molto bravi cominciano a prendere la strada dall'estero, riprendono questi contatti che non erano mai venuti meno in precedenza con la Carinzia, lavori, con la Stiria e persino con la Carniola dopo il terremoto importante di Lubiana. Ma hai fatto bene a sottolineare questi aspetti perché si tratta di una delle caratteristiche tipiche proprio, il rapporto con il fiume e il rapporto con la montagna. Il rapporto con la montagna che non avevo sottolineato prima è evidente dalla presenza dei terrazzamenti fatti con muri a secco che sono una caratteristica specifica di questo tipo di pendio e con gli insediamenti agricoli. Tant'è vero che c'è una particolarità da sottolineare, un camminamento scomparso purtroppo che portava da Portis agli stavoli di Sclauchons, un camminamento costituito da un sentiero in salita, probabilmente una scala molto dolce, e con un muro merlato. Quindi esistevano delle caratteristiche, diciamo, di questi percorsi straordinariamente precise. Muri di protezione merlati per costituire una difesa e anche probabilmente per fare da sostegno a viti e a coltivazioni, ma davano un carattere al paesaggio stesso molto, molto preciso, straordinario e diciamo che purtroppo la perdita di questi col terremoto, con modifiche varie, ha impoverito le pendici. Tutto quanto, come dicevo prima, è cominciato con la costruzione della strada e soprattutto della ferrovia che hanno alterato questi rapporti. Poi dopo intervengono i fatti successivi. Da un punto di vista paesaggistico questi percorsi sono straordinariamente precisi e interessanti perché sono costituiti da tracciati protetti da muro a valle e a monte, da doppia protezione, che nello stesso tempo è chiusura della proprietà privata e punto di accumulo del materiale litico che scende dalla montagna che può impoverire il terreno. Non è una caratteristica specifica di Portis questa, perché la ritroviamo a Pioverno, la ritroviamo anche in altre località, però è qualcosa che oggi
sta diventando di estremo interesse nella definizione del territorio, tant'è vero che probabilmente sarà oggetto di tutela, di ricerca da parte di chi redige i piani paesaggistici regionali. Il terremoto del 1976 colpisce pesantemente Portis. Le frane di settembre mettono fine a ogni discorso di ricostruzione dell'abitato, perché minacciato dalla frana che viene da Sorechistiel, dalla montagna, da est. La comunità prende atto che può ricostruire, ma non lì, e viene individuata con fatica, con opposizioni, una zona che si trova immediatamente a nord e più verso la montagna, dove si trova adesso la nuova Portis. La cooperativa, formata dai portolani, dagli abitanti di Portis, decide di progettare la stessa strada che era a Portis Vecchio e di porre le nuove case una vicino all'altra come era lì, per non disfare quello che era il rapporto umano fra le persone, fra casa e casa, naturalmente un po' migliorando le situazioni di criticità, i punti di criticità che c'erano all'epoca. Curioso fatto, si troverà comincia la sua attività questa cooperativa e accennavo già a queste opposizioni fatte dai proprietari di questi terreni qui, superate tuttavia con provvedimenti, con decisioni anche assunte a livello regionale. Difficoltà economiche superate grazie a interventi diretti a Roma da parte del presidente dell'epoca, che era Pituelli Valerio, e anche del segretario, del progettista, quello che seguiva questi lavori, che era Jesse Giovanni, sì. E superati questi, i lavori procedono. Viene redatto un quaderno dei conti, come si doveva fare all'epoca, e al termine dei lavori, concluso tutto, rimangono dei soldi. Il voluto è stato fatto bene. Restituiscono i soldi all'ente pubblico. Non so se l'ente pubblico dopo l'hanno voluto devolvere a qualche ospedale, non mi ricordo bene, però hanno restituito. È un fatto unico in tutto il Friuli, non si è verificato prima. E questo ricordo che quando ho avuto questa notizia, io non sono di Porti, sono di Venzone, mi sono rallegrato, ho detto guarda, abbiamo dato un buon esempio. Ecco, e questo io devo dire grazie a questi miei concittadini di questo. Portis quindi si trasferisce nella nuova sede, viene costruita la chiesetta di San Bartolomeo e viene lasciata i ruderi dell'altra che si trova alle pendici perché è esposta, e lì rimane anche il cimitero. Aggiungo qualche considerazione su Portis Nuova, diciamo sull'aspetto che ha assunto come nucleo abitativo. Il proposito di ricreare una comunità attraverso diciamo, l'accostamento delle case lungo una strada è lodevole e segna, diciamo, una sensibilità nei confronti di questi problemi, però si avverte, come avviene in tutti gli altri luoghi dove si è ricostruito ex novo, un certo straniamento, soprattutto, diciamo, colpisce le persone che hanno vissuto il prima e che si trovano nel dopo del terremoto, e quindi ci sono degli curiosi comportamenti, perché mancando il retroterra, diciamo, dell'orto, del cortile, molti dei portolani ritornano a Portis Vecchio per tenere in ordine lo spazio, l'orto,
quello che era il loro luogo, diciamo, di vita di una volta. Non so come si possa riprodurre nel tempo questo, se porterà diciamo, a una graduale abbandono, se diventerà un costume per i giovani. Questa è una cosa interessante da valutare quando si riprogetta e quando diciamo, si forma un nuovo agglomerato urbano. E poi voglio aggiungere anche qualcosa sul cimitero. Per me il cimitero, quando ci sono stato anche recentemente, dà una sensazione incredibile. Diversamente da altri, forse per il fatto che non ci sono grandi apporti, non ci sono nuove sepolture o ce n'è molto poche, sembra di entrare in una antologia di Spoon River, perché si leggono lapidi con vicende umane un po' lontane ormai nel tempo, ma che prendono fortemente l'emozione. Caduti, diciamo, feriti in guerra, persone mancate durante le guerre coloniali, notizie di questo genere. In più il cimitero è posto in alto, si trova in una posizione sopraelevata rispetto all'abitato, al vecchio abitato, e non è però solo, diciamo, una posizione di arroccamento sotto il vecchio castello che doveva costituire il punto di difesa e di controllo del territorio, è anche una posizione panoramica che guarda, come dicevo all'inizio, verso occidente lungo la valle del Tagliamento e verso sud verso la valle discendente del Tagliamento. Quindi forse in questo senso dà una sintesi del significato del luogo, perché mettersi, diciamo, in quella posizione e guardare così lontano nelle due direzioni dà un segno della natura del Portis così com'era.